Buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni J. Oggi è il 28 dicembre 2022, Natale e Santo Stefano sono passati ormai, manca il primo dell'anno, Capodanno, poi l'Epifania. Siamo sempre in festa, quindi il presepe rimane, devono ancora arrivare i Re Magi. Rimane anche il cappellino qui un po' festivo e rimangono da fare un paio di episodi di questa serie che ho intitolato Grazie Andrea. Ok? Quindi dobbiamo ancora oggi, se ce la faccio col tempo, dobbiamo vedere tutti questi vinili, ma prima vi volevo far vedere, io sto giocando con mia figlia al vecchio Original Mastermind e io mi sto un po' ricordando come si gioca, lei si sta abituando al tipo di gioco che è Mastermind, perché una volta che siamo diventati molto bravi a Mastermind, allora poi giocheremo al Grand Mastermind, ma questa era una parentesi. Grand Mastermind, ovviamente il Grand Mastermind di diverso ha che oltre ai colori, che non sono 4 perché c'è anche il nero e il bianco, quindi sono 6, e ci sono anche le forme, quindi bisogna indovinare sia il colore che le forme. Quindi Grand Mastermind comincia a diventare molto molto complicato, ok? Già è complicato indovinare una sequenza di 4 colori, figuriamoci pure a indovinare le forme associate a quei colori. Comunque, oggi dobbiamo vedere questo scatolone di vinili che, come vedete, poi alla fine ha pure un paio di cofanetti qui che poi andremo ad analizzare e a vedere. Ciao Mirko, benvenuto, tanti auguri, benvenuto a Willy, tanti auguri anche a voi. Un attimo solo che sto facendo una cosa col cellulare, che io ho sotto controllo un po' tutto, però mi serve di fare anche una cosa col cellulare. A posto, ok, no, anche per vedere che arriva correttamente la voce. Allora, il cellulare lo metto come sempre qui, lo teniamo d'occhio. Quindi allora questi vinili che vedete qui, ovviamente sempre grazie Andrea grazie Andrea, fanno parte di un tipo di musica che, tra virgolette, soprattutto sul vinile, è un po' sottovalutata, è la musica classica, ok? La musica classica spesso quando andiamo alle fiere, quando andiamo dentro i negozi di vinili usati, c'è sempre uno sconto maggiore rispetto a tutto l'altro tipo di musica, all'heavy metal, al rock, al pop, a tutto l'altro resto della musica. Per esempio, se trovate un 30% di sconto sui vinili normali, chiamiamoli tra virgolette normali, su quelli di musica classica c'è almeno il 50%. Questo perché? Perché diciamo che la musica classica è un tipo di musica che va ascoltata con il minor fruscio possibile, con la migliore qualità possibile. Tant'è vero che, almeno questo è un mio parere, ci tengo a precisarlo, attualmente non c'è quasi nessun supporto che possa eguagliare l'assistere a un concerto di musica classica dal vivo, perché per esempio il CD normale audio ha una qualità troppo bassa dell'onda digitale per poter riprodurre correttamente tutte le frequenze che vengono emesse da tutti gli strumenti di un'orchestra, ok? Quindi diciamo che il CD lascia un po' a desiderare. Il vinile e la cassetta hanno il problema che c'è qualcosa che struscia. Nel caso del vinile la puntina, nel caso della cassetta il nastro sulla testina, e quindi ci sarà sempre a voglia a mettere Dolby contro Dolby, a pulire benissimo il vinile, farlo essere nuovo. No, c'è sempre quel minimo di rumore di fondo che alle orecchie più sopraffine può dare fastidio. E quindi per tutti questi motivi, la musica classica, soprattutto sul vinile,
è vista diciamo come qualità un po' inferiore a tutti gli altri vinili che sono stati prodotti, ok? Detto questo, visto che come vedete sono tantissimi, è un'intera collezione, noi passiamo subito a vedere le copertine, perché poi alla fine quello che vi mostro in queste live sono le copertine di questi vinili, poi tenute, cioè sono nuove, guardate, non c'è uno strappo, non c'è questo, posso dire tranquillamente stato mint o near mint, quindi nuovo o quasi nuovo, ma ci mancherebbe, io poi non, diciamo, non ho una conoscenza approfondita di ogni genere musicale, ma ho una conoscenza generale di tutta la musica. Quello che quindi che io conosco lo condivido con voi. Grazie Willy, grazie. Questa tra l'altro è una collezione che è uscita in edicola, I grandi compositori, vedete? E qui c'è scritto chi la edita, quindi De Agostini e anche Philips c'è di mezzo, I vinili ovviamente qui dentro, vedete, sono in stato, guardate, se è stato ascoltato una volta è oro che cola, cioè poi ovviamente le copertine qui sono tutte rivestite della plastica antistatica per proteggere meglio il vinile dalla polvere. Io adesso piano piano che ve li faccio vedere me li giro anche, non vorrei che però poi magari la live dura un'eternità, perché poi io invece sono uno che me li sento questi vinili. Non so se converrà mai fare una live con Debussy, cioè non lo so quanti ascoltatori potrebbero essere interessati a diciamo una live di musica classica. Weber, sempre stessa collezione, vi faccio vedere i grandi compositori e qui c'è l'altro loghetto, tanto basta che io vedo come sono girati e li giro tutti nella stessa direzione, ok? Questi sono ovviamente grandi compositori eseguiti da grandissime orchestre, ok? Quindi il Franco Cacciatore, queste sono state registrate in presa diretta durante le esecuzioni delle più grandi orchestre, secondo me neanche europee, posso dire proprio mondiali, quindi vedete che poi c'è sempre la foto del direttore d'orchestra, che il direttore d'orchestra, allora, secondo me, per come la vedo io, quando ascolto la musica classica, per me è importante tutto, è importante il flauto, è importante il violino, è importante quindi tutti gli altri, il direttore d'orchestra, diciamo è tutto un motore che deve girare all'unisono, quindi mettere sì il direttore d'orchestra qui come foto va bene perché è lui che dirige, che sincronizza, diciamo possiamo vederlo come una centralina di una vettura che sincronizza il movimento di tutto il motore al giorno d'oggi, però secondo me molto merito va a tutti gli artisti che fanno parte dell'orchestra, perché basta una nota sbagliata o fuori tempo in un'orchestra intera e il brano è rovinato, cioè, parliamoci chiaro perché poi si sente, vedete? C'è la foto di tutti i direttori d'orchestra Neville Marriner che hanno diretto, ecco, questo è più facile, facciamo così. No, perché poi io queste, a me piace anche la musica classica, io sento, ecco, ultimamente stiamo sentendo con mia moglie parecchio jazz e smooth jazz, perché a Natale ci piace parecchio, oltre alle varie canzoni natalizie, perché durante il periodo natalizio ovviamente si ascoltano le canzoni di Natale, Ravel.
Seiji Ozawa, una realizzazione De Agostini. Opla, stavo mettendo al contrario, pericolosissimo. Questo è Ravel. Bolero, Rapsodia spagnola e La Valse. Bello anche questo disco. Allora, da gennaio, intanto che metto a posto, io inizierò diciamo questo grandissimo archivio di 6.000 vinili. Non penso di riuscire a farne 100 al giorno, quindi sarà un lavorone enorme, visto che saranno circa 6.000 da archiviare, e quindi saranno parecchi episodi. Forse comincerò a fare tutti i giorni una live e mi archivio una cinquantina, 60 vinili. Ecco, Rossini, 50-60 vinili ogni giorno per, non lo so, per 6 mesi e vedremo di portare avanti quest'altro progetto, visto che adesso cominciano a diventare proprio troppi quelli senza numero. Allora poi mi è complicatissimo andare a trovare un vinile, perché fino adesso l'ho messi dentro i Kallax di Ikea. Consiglio per chi ha una collezione di vinili, i Kallax di Ikea ci vanno benissimo dentro. Io ho Kallax da tutte le parti a casa, e così li tenete tutti belli ordinati i vostri vinili, ok? Quindi Kallax di Ikea e ci mettete dentro tutti i vinili. Io ho una parete di Kallax praticamente, ok? Claudio Abbado, direttore d'orchestra, belli, bellissimi, poi tenuti benissimo questi vinili. Poi non so se c'è un ordine con cui bisogna metterli, perché qua non lo vedo. Forse vediamo un po'. Stereo 416 776 416 758, sì, forse c'è un ordine, e quindi poi li metterò in ordine in base al numero di catalogo. Quello è il numero di catalogo. Questo per esempio è il numero 416 758-1, quindi in base al numero di catalogo li posso mettere in ordine, anche perché la De Agostini stessa, prima di far uscire l'opera, avrà fatto richiesta di un determinato numero in base a quante uscite erano di numeri di catalogo, e quindi saranno tutti quanti sequenziali. Questo è Tchaikovsky, lo Schiaccianoci. Questo è il Lago dei Cigni, cioè lo Schiaccianoci, il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata, opera 66. Questo è, cioè, qualcosa di spettacolare, vedete? Lo Schiaccianoci, il Lago dei Cigni e La Bella Addormentata. Bello, 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 bellissimo. No, non lo so, io la volevo chiamare o i miei vinili, oppure archiviamo i miei vinili, archiviamo insieme i miei vinili. Guardate qua, Gershwin. No, ma allora, forse sapete che c'è, io come sapete amo tutti i tipi di musica, però forse bisogna passare un po' per la musica classica per apprezzare meglio poi anche le musiche e le canzoni, per capire meglio quello che c'è dietro un brano musicale, per quanto semplice questo possa essere. Un saluto a Vedo Bianco su Twitch, ciao, benvenuto. Queste sono delle live mie in cui questa sarà monotona, perché riguarda i grandi compositori, quindi musica classica. Quindi chi non è interessato alla musica classica può anche non seguire questa live, però vedete, questo già l'abbiamo visto, questo direttore d'orchestra, Seiji Ozawa, grandi compositori,
grandissimi, vedete? Grieg, concerto in La maggiore opera 16. Questi sono una cosa spettacolare, questa collezione è veramente un, diciamo, il valore commerciale è bassissimo, però secondo me il valore dell'opera in sé, lasciando stare se è su vinile, se è su cassetta, su CD, dove vi pare, è veramente, secondo me, inestimabile. Sì, è vero, Willy, la musica classica non tramonterà mai, continueranno a fare concerti, ma forse il problema è, pure la Sony se ne uscì con il Super Audio CD, però lo stesso, come già ho detto in apertura di live, non c'ha la qualità, secondo me, degna per poter diciamo, apprezzare al meglio questa musica classica. Sì, uno se la può sentire a casa sapendo che diciamo, l'impianto è quello che è, uno si accontenta, infatti questo non è che diciamo, è stato fatto pensando che uno si poteva sentire a casa un concerto di musica classica come se fosse dal vivo, assolutamente, però diciamo dare una parvenza, se uno c'ha anche un buon amplificatore con un buon paio di casse, allora diciamo già la cosa cambia, però ovviamente un vinile non sostituirà mai un concerto di musica classica, attenzione, assistere dal vero, questo è Bach, assistere dal vero a un concerto di musica classica lascia il segno, devo dire la verità. Poi ognuno ha le sue idee, queste sono idee mie e voi sapete che a me piacciono, ecco, vedete qua per esempio ci sono tanti che sono tutti i musicisti, vedete? Belle queste fotografie, quindi vedete il vinile è bello anche perché adesso vi sto facendo vedere queste copertine, ma queste copertine sono talmente belle che andrebbe fatta una fotografia per ognuno, perché sono stupende le copertine di ogni singolo vinile, sono dei quadri e quindi d'altronde si parla di artisti quando si parla di qualcuno che sa disegnare, qualcuno che sa suonare, qualcuno che sa fare qualcosa, uno scultore, sono tutti artisti che hanno un dono per le mani, sanno trasformare, diciamo, in qualcosa di oggettivamente bello, qualcosa che non c'è praticamente, perché la musica non è che c'è, la devi comporre, la devi creare. Un disegno, tu c'hai una matita in mano con un foglio bianco, il disegno non esiste, lo crei tu. Se tu c'hai una pallina di creta in mano e ci fai una scultura, l'hai creata tu, quindi tu crei qualcosa di universalmente bello. Vabbè, poi ci stanno statue di tutti i materiali, di tutti i materiali, quindi diciamo che la musica, tra l'altro queste che ho elencato sono forme d'arte universali, non dipendono dalla lingua, che, come può essere una poesia, ecco, nel caso vabbè, delle canzoni cantate, allora lì sì, dipendono dalla lingua, però nel caso ecco, di musica classica suonata da strumenti, quindi non cantati, quindi nel caso della musica classica, il caso dei disegni, il caso della scultura, sono tutte arti universali che vanno bene ovunque, in qualsiasi paese del mondo, ok? Quindi è quella la magia, soprattutto, che c'è. Un altro disco di Beethoven, in questo caso è Sonata per pianoforte numero 8, in do minore opera 13 la patetica, poi c'è il chiaro di luna e l'appassionata, ok, bellissimi. Andiamo via un po' più veloce perché vedo che sono già 22 minuti di live
E non stiamo neanche a metà qua, eh. Non vorrei dilungarmi troppo. Non vorrei dilungarmi troppo con questi vinili, però volevo aprirli e volevo consultarli insieme a voi in live. Può darsi pure che finita la live qualcuno di questi me lo ascolto. Mi piaceva parecchio Tchaikovsky, Bach. Molti ovviamente non li conosco, perché io non sono, cioè molti sono, diciamo, conosco diciamo, il compositore, ma non ho sentito l'opera. Non pretendo di conoscere tutto, assolutamente, non è da me. Così come non conosco tutti i cantanti, né italiani, cantautori, soprattutto quelli dopo gli anni 2000, né conosco tutti i cantanti e cantautori internazionali, assolutamente. Sarebbe una pretesa troppo grande, quindi al di là dei grandi, dei più famosi, eccetera, non... Ah, questo si è piegato qua, ma non è un problema perché noi lo raddrizziamo adesso e questo rimarrà dritto e col tempo rimarrà dritto. Debussy. Bello, bello, veramente una bellissima collezione, grazie Andrea, ripeto, grazie Andrea. Facciamo vedere la foto del compositore, andiamo avanti, del direttore d'orchestra, scusate, perdono. Anzi, questo addirittura qui c'è scritto che è il pianista, c'è scritto. Vediamo un po' se mi sono sbagliato. Sì, è il pianista, vediamo un po' qua. Helmut Baccia. Questo è un organista. Ora vi faccio vedere su questo disco. Allora non ci sono sempre solo i direttori d'orchestra. Questo è il disco e questo lui è un organista, come vedete, all'organo. Allora andiamo avanti. Ma guardate, sono tantissimi, Questo invece è un direttore d'orchestra. Mamma mia, tutti da girare, perché ovviamente i collezionisti li tengono bene, che li tengono uno in un verso e uno in un altro, perché così la polvere non può entrare, ma io per semplicità, per prenderli facilmente i vinili, me li metto tutti con la busta e l'apertura rivolta verso l'alto, tanto ormai diciamo questa ricerca della massima qualità, diciamo, non c'è più. Shadows, Beach Boy, Petula Clark, Roxette, Bee Gees, grandissimi, grandissimi, grandi, Willy bellissimi, tutti quelli che hai nominato. E questo è un direttore d'orchestra. Andiamo avanti. Mamma mia quanti sono, non li ho contati, poi magari li conto pure perché sono curioso. Ecco, questo si apre di qua. Telemann. E questo fa il direttore in quest'opera. Bisogna stare attenti anche a non rovinarle le copertine, Direttore d'orchestra Telemann. Bello. Andiamo avanti, ma io, guardate, Tchaikovsky, concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Si bemolle minore. In Si bemolle minore. Questo stava proprio completamente sotto sopra. Ok. E noi completamente l'abbiamo girato di 180 gradi. Tchaikovsky, il retro.
Andiamo avanti. Mamma mia, quanti sono! Veloce, veloce. Chopin. E non è I Like Chopin, E questo è un pianista, come lo vediamo al pianoforte. Ok. Noi andiamo avanti. A chi piace la musica classica, questa live senz'altro piacerà a vedere questa bellissima collezione che sto mostrando. Non penso che sono tanti in live a mostrare una collezione così grande di vinili di musica classica. E poi chissà, purtroppo per i diritti d'autore non se ne parla né su YouTube né su Facebook e né su Twitch di fare live. Forse potremmo fare qualcosa su TikTok. Io non ho capito perché uno, se vuole far sentire i propri vinili a qualcuno eccetera, non si può fare per i diritti d'autore, ma tanto ormai abbiamo visto che le live non hanno più 1 milione di spettatori, 100.000, ognuno ce n'ha meno di 100, e io secondo me meno di 100 si può quasi considerare festa privata, come se io faccio venire un centinaio di amici a casa mia e gli faccio sentire qualche vinile della mia collezione, non devo pagare nulla a nessuno. Diciamo, se comincia a diventare una cosa che bisogna monetizzare solo nel caso in cui, ecco, sorpassiamo le 100 persone, ed è una cosa estremamente semplice da fare sui social network, perché si sa esattamente quante persone ci sono in live, quindi in base al numero di persone in live uno può scegliere se applicare una tariffa a colui che sta eseguendo. Ciao Massimo, tanti auguri, buone feste anche a te, benvenuto. Mozart, andiamo a vedere Mozart. Niente, praticamente in base a quel numeretto scegliere se interrompere la live oppure far pagare una quota, diciamo, fissa a chi sta eseguendo, a chi sta facendo ascoltare la musica. Diciamo, uno può accettare o non accettare, magari in fase di avvio. Sì, viva il vinile sempre. Questo è un pianista, pianoforte, è lui. Uno può scegliere se durante la live sorpassi, che ne so, i 100 spettatori, a quel punto gli dice non fai entrare più nessuno, quindi se prova ad entrare il 101esimo non riesce ad entrare, oppure blocca la live, quindi che è brutto, però blocchi la live, oppure ci sono tante altre soluzioni. Applichi una tariffa poi che deve essere bassa per i primi oltre i 100 che entrano, poi piano piano che tu diventi famoso ovviamente stesso la piattaforma pure ti retribuisce, poi ci sono le donazioni, poi c'è tante altre cose che vengono insieme a tanta gente, e quindi a quel punto puoi pure scegliere poi di far pagare un tot ad ognuno, che è molto poco, perché poi quando sono tanti, come dice Totò, è la somma che fa il totale. Quindi diciamo, secondo me le soluzioni per i social network e per trasmettere la musica copyright, coperta da copyright, ci sono le soluzioni, quindi basta soltanto volerle applicare. Ok, siamo arrivati a metà, va, e la live sono 32 minuti, ma guardate che belle copertine. Io rimango. Ciao Mary, benvenuta. Sto facendo vedere una collezione di vinili di musica classica. Questo mi pare che è il 4º episodio della serie, grazie a Andrea, un amico che mi ha dato tantissimi vinili. Abbiamo visto già nelle altre tre live i vinili, quelli un po' più di musica pop, di musica,
non me lo fate rovinare, mi stava cadendo dalle mani. La vecchiaia si fa sentire. Un saluto e un augurio anche a Mirko. Buone feste, poi ci sentiamo. Bach, guardate che bello, cioè al di là dell'opera in sé, la copertina di questo vinile, guardate. Poi ovviamente essendo una collezione è fatta tutta, sono fatti tutti allo stesso modo, cioè davanti e dietro, vedete? Quindi è qualcosa secondo me di realizzato come si faceva una volta, diciamo. Ma pure adesso le fanno queste cose, però io, diciamo sì, ho preso la collezione completa di Lucio Dalla in edicola, ho preso la collezione completa dei Queen, per quanto io, andando a scartabellare in mezzo ai vinili miei originali, ho le prime stampe di un sacco di dischi, sia di Lucio che dei Queen, perché i Queen mi piacciono da sempre, li metto, una continuazione, li ascolto volentieri, così come Lucio Dalla è un artista indiscusso della musica italiana. Quindi e adesso ridiventa attuale L'anno che verrà, il brano di Lucio Dalla, diciamo, che come ho già detto qualche anno fa in un paese, non mi ricordo quale, avevano messo tutte le parole per una strada appese tra una palazzina e l'altra, tutte le parole che uno camminando si poteva leggere tutte le parole del brano L'anno che verrà di Lucio Dalla. Non c'entra niente, adesso stiamo parlando di Bach. Qui non so se... no, questa è venuta proprio male la stampa, guardate. Questo è stato stampato male, come vedete, e si vede che è stato stampato male perché anche il bollino, lo stemma della Philips, non è voluto il quadro fatto così, è stato proprio stampato male questo vinile e si vede anche dalla scritta, ma vedete poi qui c'è tutto un errore di stampa, anche il quadrato qui, questo che bianco è tutto mosso, quindi diciamo c'è stato un errore di stampa, quindi questa è una copertina con errore di stampa. Si deve essere mosso il cartone durante la stampa, perché questi, se non sbaglio, sono fatti a stampa, quindi ti piace ascoltare la musica classica? Io ultimamente sto ascoltando Anthony Dvorak, sempre se ho scritto bene, bravissimo, sì. Beh, sì, a me piace, come ho detto, tutta la musica. Ultimamente, diciamo proprio negli ultimi giorni sto ascoltando parecchio jazz e smooth jazz, perché a Natale mi piace parecchio ascoltare quel tipo di musica, piace anche a Margherita, e quindi ci sentiamo parecchio jazz, smooth jazz, Kenny G, questi qua, ma poi proprio jazz in generale, anche perché il jazz è una musica così improvvisata e a me piace parecchio questa musica un po' underground, un po' che fa benissimo da sottofondo musicale a qualunque cosa, diciamo. Il jazz, più che lo smooth jazz, che è un po' più ritmato, va bene, il jazz è un tipo di musica molto molto bella e soprattutto a Natale mi piace parecchio ascoltarla come tipo di musica. Ma adesso mi sa che dopo che ho finito di metterli tutti a posto, tutti questi vinili, tutti girati, mi sa che qualcuno me lo sento, secondo me, senz'altro. Sostaskovic. Direttore d'orchestra. E questa invece è stampata bene. Ok, allora io direi adesso cominciamo a metterli, a fare un'altra colonna, se no ovviamente questi hanno anche la costina qui, che ci sono scritte delle cose. Mamma mia, fare la costina scritta minuscola su un singolo vinile, sinfonia numero 1, bla bla bla, stereo, e poi c'è sta il numero di catalogo che è questo qua, e io li metterò in ordine in base a questo numero di catalogo 416 778-1,
cercherò di metterli in ordine in base a quel numero di catalogo. 416 778 416 768, vedete? 416 768. Questa telecamera non mette a fuoco un tubolo. Già, se è stampata male ed è unica vale di più, è vero, anche se come vi ho detto questi vinili di musica classica, soprattutto questi usciti in edicola, non hanno granché valore purtroppo. Se uno va a cercare su internet, purtroppo, anche perché non c'hanno tanto mercato, non è tanto richiesto questi tipi di collezioni così, non interessano quasi a nessuno di mettersi dentro casa un numero così elevato di vinili, ma neanche i CD, non è che perché il vinile, questi vinili, i CD per esempio di questo tipo di musica spesso si trovano 3-5 euro ai mercatini, alle cose, purtroppo poi sono nuovi, quindi non vale la pena neanche perderci tempo a mettere gli annunci, a contrattare. Questo per gente come me, a cui piace la musica a 360 gradi, per me hanno un valore, ma più un valore affettivo, chiamiamolo così, che un valore economico. Ok? Quindi per queste opere così c'è più il valore affettivo che quello economico. Purtroppo il valore economico di queste cose, più andiamo avanti col tempo e più diminuisce. E io ho tanta roba anni 80 e anni 90 che come valore affettivo non si discute, è enorme, ma come valore economico posso citare tranquillamente la mia collezione di fumetti. A proposito, in basso sotto in descrizione trovate il link per seguirmi sul nuovo social network tutto italiano che si chiama Waveful. Iscrivetevi a Waveful, perché io lì tra l'altro sto pubblicando anche le copertine per ricordare delle prime stampe di tutti i fumetti, diciamo, più famosi che sono usciti ultimamente. Ho pubblicato, mi sembra, Inuyasha, mi sembra che sto pubblicando Inuyasha, poi pubblicherò tutte le copertine di Ranma. Parliamo ovviamente dei primi fumetti, quelli che uscivano negli anni 90, quindi non quelli che trovate adesso in libreria, ma quelli che uscivano negli anni 90. Quindi seguitemi lì. Io pubblico tutte queste cose dentro uno tsunami. Gli tsunami su Waveful sono dei gruppi che si chiama Reni Toons, 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 e io lì pubblico tutte queste cose, quindi tutto ciò che ha a che vedere con fumetti, cartoni e riviste. Tra l'altro a breve, a gennaio, dovrà uscire il nuovo numero di Anime, e quindi vi invito invece a seguirmi qui su YouTube, perché io qui su YouTube sfoglierò anche il nuovo numero di Anime quando uscirà. Anime di solito esce intorno all'1 e il 2 di ogni mese. A gennaio farà un'eccezione perché l'1 e il 2 è festa, cioè l'1 è festa, e quindi uscirà magari il 2 o il 3 addirittura. Ok, io non vi sto dicendo, vi sto soltanto facendo vedere le copertine, proprio perché per andare un po' più veloce, se no questa live mi comincia a durare troppo, poi vi scoccio troppo e mi abbandonate. Invece voglio farvi vedere le copertine, tanto chi capisce di musica classica sa che disco è, che compositore è e di che cosa stiamo parlando, vedete? E poi voglio far vedere le opere che sono pubblicate su questi. Io sicuramente adesso, prima di rimetterle, perché poi mi sa che li rimetto, è vero che così pesa troppo questo scatolo, perché per metterlo qui sopra il tavolo ho sforzato troppo, quindi sicuramente per rimetterlo per terra dove stava lo riempio a metà e lo metto per terra, e poi ci metto gli altri dischi dentro, se no veramente sforzo troppo, che i vinili hanno un'altra pecca, che pesano troppo, pesano veramente troppo. Io mi ricordo durante le live io faccio sempre degli aneddoti di quando ero giovane, di quando facevo il DJ. Allora praticamente io quando andavo a fare il DJ c'avevo, mi pare, 5 cassette di quelle del latte che mi aveva dato un bar che poi ha chiuso. Stiamo parlando degli anni 90,
il latte veniva dato dentro delle cassette. All'epoca non erano neanche come le cassette che ci stanno in giro oggi, erano molto, molto meglio. Ce l'ho ancora tutte quelle cassette, anche se i vinili li ho spostati e li ho messi dentro i Kallax. Quelle cassette ce l'ho in soffitta perché sono di plastica molto rigida. Sotto erano molto rinforzate, bellissime cassette. Poi tra l'altro adesso sono impilate una dentro l'altra, quindi sono impilabili. Quelle cassette del latte io ci mettevo, c'entravano un'ottantina di vinili, però pesavano che pesavano questi 80 vinili. Io me ne portavo 5 o 6 per fare una serata, 5 o 6 cassette di vinili per fare una serata, anche perché come sappiamo i vinili per DJ grandi come i 33 giri, quindi 12 pollici, contenevano un solo brano, in più versioni, però c'era un solo brano e un brano poteva durare 3-4 minuti, quindi per fare una serata te ne servivano comunque tanti. E poi dovevi avere, diciamo, se ti chiedevano un brano non potevi dire oddio non ce l'ho, poteva capitare, ma era brutto se tu dicevi oddio questo brano non ce l'ho. Era proprio brutto durante una festa, durante un evento, dire oh questo brano non l'ho portato. Magari poi tu sapevi di averlo e non ce l'avevi, quindi io mi portavo i più famosi ovviamente del periodo, del genere che mi è stato chiesto da chi organizzava l'evento. Ci mancherebbe, non è che mi potevo portare tutti i vinili tutti quanti dietro, perché erano già all'epoca erano tanti, e io da quando ho cominciato a collezionarne, poi come vi ho raccontato più volte, ogni sabato erano 10-15 vinili che io mi compravo tra la discoteca laziale, QD Music, Remix, Magic Sound, quindi facevo il giro dei vari negozi di dischi, Schubert questo, dei vari negozi di dischi, e andavo a comprare questi dischi, bene o male un 10-15 a settimana ci uscivano. Poi ovviamente erano quelli là, diciamo, uno si scriveva la DJ Parade di Albertino e Fargetta, quindi diciamo che andavi là già con un'idea, poi però magari trovavi oh questo è appena uscito, non ci può stare in DJ Parade, però è bello, prendilo perché può andare. Poi qua capitavi non tanto la discoteca laziale, ma sicuramente, guardate, questo è Beethoven, sicuramente sia QD Music che Remix gli venivano dati i white label con la copertina bianca pure, quindi il disco bianco, che erano diciamo dei promo, delle copie omaggio che venivano stampate per far conoscere il brano, quindi tu arrivavi là, in teoria le dovevano dare un po' a tutti, però se tu eri un cliente affezionato o spendevi una certa cifra eccetera, diciamo te li davano questi promo, questi dischi in versione promo, e quindi io ce n'ho qualcuno di questi qua, di questi white label, di queste copertine, io li chiamo copertina bianca, e quindi questi si sono un po' ovalizzati, bisogna vedere se il disco pure è ovalizzato. Vado un po' veloce che sono 46 minuti, ma ce la dovrei fare col tempo, magari invece che un'ora dura un'ora e mezza la live. Se non mi chiama mia moglie che la devo andare a prendere, io continuo fino a che non ho finito, in modo che questo per esempio ha preso leggermente un po' di umidità la copertina, quindi va messo sotto un peso e non è un problema, il disco sta benissimo, solo la copertina. Opla. Io di questi poi sì, sono intenzionato a fare tutte le foto, perché mi piacciono troppo queste copertine qua, queste proprio belle belle belle. Quindi mi aspetta poi in chiusura di live, sempre se c'ho tempo, di metterle in ordine e fare tutte le foto. Quindi metterle in ordine numerico, perché a me poi piace tenere le cose. Sono un casinaro, perché ultimamente proprio mi si è rotto un hard disk da 5 euro, ho perso un sacco di lavoro, perché io ho tutto disordinato, ho tutto spazio su 2000 hard disk, tutti pieni, è un disastro.
e lì era l'unico invece che purtroppo non c'avevo copie, c'erano tutti i lavori miei degli ultimi 6 anni e quindi cioè, ho perso un sacco di dati, 4 terabyte di dati importanti, c'erano tutti i lavori, soprattutto delle cassette, tutti i wave delle cassette che io ho pulito, che sono pubblicate sul mio canale Mixcloud. Però Mixcloud io lì ce l'ho, però sono in qualità inferiore. Io c'avevo tutto in wave là sopra. Purtroppo io non è che mi metto a ridigitalizzare, molte cassette non ce l'ho neanche più, ma non mi ci metto veramente a ridigitalizzare 600 cassette, ma non esiste proprio. Ci vanno 600 minuti solo per digitalizzarle, poi le avevo tutte pulite. C'erano tutti i file di Audacity con tutti i lavori che avevo fatto per pulirle, quelle cassette dai frusci, per riequalizzarle, rendere. Va a finire che mi scarico il mio canale Mixcloud e mi tengo quelle. Che devo fare? Purtroppo sono cose che capitano. A me già la seconda volta che perdo tutto il contenuto di un hard disk. Mi ricordo una volta c'avevo ancora Morena Computer. Io mentre vi faccio vedere le copertine parlo. Allora, c'avevo Morena Computer, un hard disk da 2 tera si era rotto, pure lì c'erano un sacco di dati importanti e niente, praticamente l'ho mandato in camera bianca, ma pure loro con tutto che mi hanno chiesto 1000 e passa euro, all'epoca era il 2013, gli ho detto ok, ve li do i 1000 e passa euro, recuperate tutto. Non mi hanno recuperato l'anticamera di niente, perché pure la directory che mi hanno mandato era tutta incasinata, perché poi i file ovviamente noi li dividiamo in directory, perché se non ci fossero le directory, per esempio Audacity fa dei file piccolini che si chiamano in modo stranissimo, li chiama lui in un modo suo particolare, sono tutti file molto piccoli, però se non sono divisi in directory quei file non hanno significato, non saprai mai come ordinarli, come metterli, e quindi comincia a essere un problema. Quindi se non si riesce a ricostruire tutto l'albero di directory è impossibile poi recuperare i dati. Quando uno dice recupero i dati devi recuperare tutte le cartelle in cui i file sono contenuti. Mozart non finiscono più. Boccherini, non finiscono più sti dischi, ragazzi, non finiscono più. Ok, mi sa che ne faccio un'altra di colonna qua, non finiscono più sti vinili, è incredibile. Vado via un po' più veloce, accelero il passo, se no qua Beethoven, i grandi della musica. I grandi compositori, guardate quanti bei colori. Che poi queste telecamere, sì, Full HD, quello che te pare, ma i colori belli belli non li riescono a replicare. Mamma mia. Guardate. Io li sto girando tutti proprio perché me li voglio andare a sentire tutti quanti. Oh, scusate, mi stavo dimenticando di farvi vedere il lato posteriore della copertina di Mozart. Allora, andiamo giù veloce. Oh, questa non è una fotografia, è un quadro, bello. Allora,
Allora, Clementi, andiamo giù veloce. Mamma mia, a me poi i vinili mi piacciono proprio troppo, non lo so perché ho cominciato, cioè avevo questa passione quando ero piccolo, poi mi è ritornata, diciamo, non è mai passata, però diciamo c'è stato quel periodo in cui i vinili non venivano proprio più prodotti, non li trovavi più da nessuna parte. Io quelle rare volte che capitavo in un mercatino, qualche vinile in memoria dei vecchi tempi l'ho sempre comprato. Poi piano piano c'è stata la riscoperta, la rinascita del vinile. Da un momento all'altro un colosso come Amazon ci ha investito, diciamo, qualche euro sul vinile e il vinile è rinato. E poi ovviamente appresso a Amazon ci sono andati un po' tutti, perché Amazon ovviamente è internazionale, mentre poi cominciamo, che ne so, la Mondadori in Italia ha cominciato a riprodurre qualche vinile, così come la Ricordi, a vendere, diciamo, a metterlo nei loro punti vendita, a mettere qualche vinile. Adesso l'hanno rilevati tutti quanti, cioè alla Romanina, alla Mondadori sono stato ieri, però ci sono 4 vinili in croce, ce l'hanno tutti intorno a una colonna adesso messi bene, perché prima alla Mondadori, mi dispiace dirlo, quello che sta dentro alla Romanina, centro commerciale della Romanina a Roma, aveva dei cestoni pieni di tutti questi vinili, erano tutti rovinati, tutti rovinati, e quindi a me piangeva il cuore, io là non li compravo, perché tra l'altro con tutto che erano rovinati li vendeva a prezzo pieno, e allora no, scusa, preferisco andare alla discoteca laziale, mi allungo un po' e tanto a prezzo pieno lo compro lì. Tra l'altro lì, se li comprate online ve li tengono da parte, ma poi c'è una cordialità, cioè c'è una magia. A me le signore quelle che sono le padrone alla fine della discoteca laziale, mi hanno ringraziato, perché io gli ho detto grazie per tenere in piedi questo posto magico, perché effettivamente mantenere un negozio di dischi nel 2023 non è cosa facile, però loro quell'ambiente lo hanno tenuto sempre pieno di magia. Era pieno di magia negli anni 80-90, è pieno di magia ancora oggi nel 2023. Ma veramente, veramente, devo dirlo, lo dico col cuore, che vado sempre molto volentieri nella discoteca laziale. Dovrebbe essere una tappa fissa per tutti gli appassionati di vinili, almeno una volta al mese bisognerebbe andarci lì alla discoteca laziale. Almeno per vedere pure senza comprare, perché purtroppo anche i vinili nuovi costano, non è che dico che non costano. Tra l'altro mi ricordo che dobbiamo ancora fare insieme l'apertura dell'ultimo vinile che ho comprato alla discoteca laziale, non vi dico che cos'è, io ce l'ho ancora lì chiuso, imballato, però devo prima finire, diciamo, questo lavoro, manca solo un episodio, dopo di questo se riesco a finire questi vinili, ma sicuramente, perché oramai mi sono dato come obiettivo di finire e finisco. Ok, questo era Handel, bello, non so se ve l'ho fatto vedere. Ok, e quindi lo dobbiamo aprire insieme quello. Oh, Liszt, questo piaceva tanto a mio padre, saluto mio padre e mia madre se mi vedono da casa. Piaceva tanto, piace ancora, penso, c'aveva il CD, ma adesso loro, il bello che è incredibile come mio padre e mia madre tra un po' sono più tecnologici di me. Gli ho regalato un Echo Show e loro sentono la musica tutta quanta lì da Amazon, e quindi non usano più neanche i CD. Mio padre aveva sia una cassetta che un CD di questo compositore, Bello, bello, veramente bello. Oh, io continuo a farvi vedere ma non finiscono mai. Eccone un altro, sempre lui. Che poi la passione della musica in un modo tutto suo me l'ha passata mio padre, che si comprò Vivaldi, questo le 4 stagioni.
Allora, su questo disco io vado avanti, sulle quattro stagioni di Vivaldi, però mi soffermo perché le quattro stagioni di Vivaldi vennero usate quando io facevo le elementari dalla mia maestra per farci fare una recita a noi bambini. Allora io a quell'epoca, diciamo, feci una recita, non mi ricordo se era proprio lo stesso anno, comunque le quattro stagioni di Vivaldi, io mi ricordo sempre la primavera di Vivaldi, perché scegliemmo proprio quel brano che veniva ballato da tutte le bambine, le mie compagne di scuola, poi no di classe, proprio vennero prese alcune bambine da ogni classe per fare, perché la recita era poi della scuola, era una recita scolastica, non era la recita di classe all'epoca, e io con la maestra ero quello che era addetta poi a mettere i dischi, e noi a scuola avevamo uno stereo di quelli stile anni 90 col mobiletto collegato con due altoparlanti, non me lo scorderò mai, e mettemmo appunto le quattro stagioni da vinile. Certo non era questo il vinile, poi per chi mi segue, io già l'ho detto tanti anni fa, oramai mi pare che era il 2017, in una live del 2017 avevo comprato su Discog, su un 45 giri, che mi è rimasto molto a cuore perché ce l'aveva in mano quel 45 giri la mia maestra dell'elementare, si chiamava maestra Valenti, che non c'è più, la maestra Valenti, ed era Sheila B. Devotion, Singing in the Rain. Singing in the Rain, perché facemmo una recita usando anche quello ed altri 45 giri, ed io in quel momento ero l'addetto a mettere i dischi da solo sul giradischi, quindi io quando finiva un disco poi c'erano tutte le presentazioni, tutte le cose, io mettevo l'altro disco. Diciamo che era un inizio di DJ, anche se non avevo due giradischi, ce n'avevo solo uno, era uno stereo, come vi ho detto, di quelli da casa col mobiletto, che ci avevamo a scuola. Però io intanto toglievo il disco, mettevo il disco, ero piccolo, ci avrò avuto 8 anni, più o meno giù di lì, e quello è stato un inizio di DJing alle scuole elementari. Oh, mamma mia, qui ne mancano ancora un sacco ed è un'ora in questo momento di live. Allora mo comincio ad accelerare ancora di più, perché diciamo pure gli affezionati si rompono le scatole di vedere tutti questi vinili, senza contare che sto avendo problemi pure a posizionarli qui. Allora, vado un po' più veloce, accelero, anche perché abbiamo quasi finito, non vorrei che poi mi si fa tardi, mi chiama mia moglie, devo chiudere la live e lasciare pochi vinili a dopo. Allora, andiamo avanti. Mezzogiorno e 13 minuti, mezzogiorno e 13 minuti. Ok. Adesso li metto uno di là, uno di qua, uno di là, uno di qua, per non appesantire troppo la singola colonna di vinili, perché voi non potete vederlo, ma qui è diventata altissima la colonna di vinili. Tra l'altro mi sono fatto pure male al dito, perché ad aprire così tanti vinili c'ho qui il dito che mi è venuto il giradito, vabbè, fa niente. Questo ve l'ho fatto vedere dietro, sì, eccolo, e davanti è così. Ok, ma ne mancheranno una quindicina. I like Chopin. Allora, perfetto, guardate questo, la ninna nanna di Brahms,
non è la ninna nanna questa, ma Brahms. Ah, questo dietro non ve l'ho fatto vedere. Brahms. Ah, ovviamente vado un po' più veloce perché tanto poi vi ho detto che le foto le trovate su Waveful e che magari, visto che tanto le devo fare, solo che Waveful c'ha un editor che mi permette molto velocemente di tagliare le foto e quindi senza troppe, perché sennò io l'avrei messe tranquillamente pure su Facebook. Ma mo vediamo, va. Vediamo quello che riesco a fare, perché a questo punto mi conviene quasi creare un album dedicato solo a questa collezione, lo chiamo proprio i grandi compositori su Facebook e metto le foto anche lì. Vado via veloce, vado via veloce. No, così. Vai che siamo addirittura d'arrivo, vai che siamo addirittura d'arrivo. Ah, questo già sta messo bene. Ok. Ah, dietro non ve l'ho fatto vedere. Handle. Questo invece no. Ok, andiamo avanti. Quello che mi dispiace è che di sottofondo a queste live non posso mettere musica perché sia Facebook che YouTube rompono le scatole e quindi le devo fare tutte silenziose solo con la voce. E non è che la mia voce sia sto spettacolo, quindi vai, ne mancano sempre meno, ne mancano sempre meno. Chi è? Verdi. Ok, ne mancano sempre meno. Il grigio si nasconde, appare l'arcobaleno. Erano così le parole, mi pare di sì. Era la naia di Giovanotti. Asso. La canzone di Giovanotti. C'entra niente con la musica classica, Giovanotti comunque. Anche se secondo me Giovanotti è un po' come me, che sente tutti i tipi di musica, perché veramente è un artista a 360 gradi Giovanotti, e ha cambiato la sua musica. Ah, tra l'altro lui è un grande lettore di opere, quindi le consiglia anche sui suoi canali social dei libri da leggere, delle poesie. E secondo me lui prende molto spunto da artisti per, diciamo, le sue canzoni. Ok, qua così. Ci siamo quasi, un altro disco di Beethoven. Ok, questo è il sotto, quindi questo è il sopra. Ci siamo quasi. Via, 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 ne mancano pochi. Questo è quello che non ripeteva mai. Paganini non ripete. Ho rischiato di romperne uno, quindi adesso facciamo così e mi devo alzare. Siamo arrivati addirittura d'arrivo. Ok, siamo arrivati addirittura d'arrivo.
E quindi vediamo un po' come va a finire questa live. Ok, andiamo a vedere Frank, sinfonia in re minore. Ok, non so se so più di 100 sti dischi, boh. Così. Io adesso ancora gli devo trovare posto a questi dischi, ma senz'altro glielo trovo. Un posto consono a quest'opera di musica classica composta da tanti vinili, ma tanti troppi. E li metto tutti in sequenza. Ovviamente quando faremo questo archivio nel 2023 questi saranno uno di sequenza all'altro, in modo che mi è pure più facile mettere il numero di catalogo, perché se io rifaccio questo archivio di vinili, per chi mi sta ancora seguendo, per chi mi seguirà in differita, allora la tecnologia ci mette a disposizione degli strumenti veramente importanti per poter fare un archivio di qualunque cosa, in questo caso di vinili, molto dettagliato. Io da Discogs prenderò, diciamo, tutte le informazioni che riguardano questi vinili, se già ci sono. Se non ci sono ce li metto io, però dovrò scrivere a quelli che gestiscono Discogs, gli devo di darmi un accesso, diciamo, migliore di quello che ho, perché io ho contribuito, ho inserito una trentina di vinili che non c'erano nel database di Discogs, tra 45 giri e 33 giri, però ogni volta devo aspettare, perché io con l'account che ho ne posso mettere massimo 3 alla volta, poi devono essere validati, cioè devono essere controllati e validati dai gestori del sito, che ovviamente oramai ci sono diversi amministratori del sito. Se sono validati, allora io poi ne posso mettere altri, però ce ne posso avere massimo 3 alla volta. Però con 3 alla volta, se cominciano a mancarcene 10, a me devono dare la possibilità di metterli tutti e 10, e li devono controllare spesso, perché non è che posso aspettare. L'ultima volta mi pare che ho aspettato 6 mesi perché mi validassero 3 inserimenti miei, e quindi comincia a diventare inlavorabile. Comunque dicevo che il mio archivio sarà molto dettagliato dei miei vinili e conterrà più informazioni possibile su ogni singolo vinile, quindi ci metto tutto, e quindi richiederà parecchio tempo, cioè non sarà una cosa molto veloce quella dell'archivio. Perciò penso che se lo faccio tutti i giorni ne potrò fare una cinquantina al giorno, se mi dice bene, e lo voglio fare con Excel e con Discogs, cioè io li metterò tutti quanti su Discogs, e poi ce li avrò anche in locale mio Excel in un formato mio, che è un formato che nacque su Commodore 64, ragazzi, non ci scordiamo mai che io sono un ex programmatore e sapevo usare molto bene un programma che si chiamava Lotus 123, da cui poi è nato Excel, ok? E quindi io tramite Excel adesso posso inserire dovrei usare Access, ma Access è più complicato, non tutti ce l'hanno. Allora, Access, io mi potrei fare delle macro mie, delle tabelle mie, mi potrei fare un database personalizzato, ma io lo voglio più generico possibile. Quindi Excel è il sistema migliore, visto che adesso anche il numero di righe, vabbè, che mi sarebbero bastate pure all'epoca quando era limitato, perché erano 65.000 righe, io a 65.000 vinili non ci arrivo, quindi sarebbe andato bene già all'epoca, ma adesso mi pare che sono diventate praticamente infinite le righe di Excel che si possono utilizzare, e quindi poi faccio tante colonne con scritto la velocità a cui gira il vinile, l'autore, la casa editrice, le note, lo stato della copertina, lo stato del vinile, se c'è l'inner sleeve, se non c'è l'inner sleeve, tutte queste informazioni qui
io le metterò tutte nel mio enorme file Excel, ma giusto per me, perché mi piace avere più informazioni possibili riguardo ai miei vinili. Dai che ne mancano pochissimi, su. Poi ci vediamo i cofanetti e abbiamo finito. Quindi alla fine ho sgarato, forse in totale sgarerò di una mezz'oretta sulla tabella di marcia. Allora andiamo avanti. Il microfono funziona ancora, sì, perché mi dava problemi. Penso di aver risolto, perché questa telecamera non è USB 3, attaccata sull'USB 3 dava problemi. Allora, ne mancano 3 mi sa. Ok, grandiosa collezione, l'abbiamo vista tutti, una per uno, tutti i vinili di questa enorme collezione, e vi dico che è mantenuta come se fosse nuova. Ok, questo è l'ultimo di questa collezione. Allora, adesso ci vediamo questi 2 cofanetti e abbiamo finito. Io direi di andare a vedere, questo è Chopin, non è che è l'ultimo arrivato, vabbè, direi di vedere prima questo dietro. Le Monde Magique dell'opera. Allora, questa è l'opera. Allora, io pensavo che erano 78 giri, guardate come si aprono, questo è un cofanetto e dentro guardate, questo è rosso, non so se lo vedete, è un vinile rosso. Questo, il mondo magico dell'opera. Questo tra l'altro mi sa che in Italia non è manco mai uscita quest'opera. Allora, sono tutte come se fossero buste, vediamo un po' se anche questo è rosso. Sì, sono tutti rossi. Allora, guardate, ve lo faccio vedere senza che apro tutti. Allora, questo è Le Monde Magique dell'opera. Si apre e dentro ci sono tutti questi vinili che sono tutti rossi e sono tutti messi così. Vedete? Ci sono gli in sleeve. Adesso, forse se mi metto qua ce la fate a vedere. Allora, vediamo un po', ne giro un po' di più. Voglio vedere però, no, non c'è un piano dell'opera. Le Monde Magique dell'opera. Bello, questi poi tra l'altro sono tutti colorati, quindi molto bello. Lo metto così. No, come l'avevo messo io? Ovviamente qui dietro c'era, ma si è un po' rovinato. Si era scritto la stessa cosa. Vabbè, lo devo cercare, devo capire che cos'è quello. E poi siamo arrivati a questi. Stavo facendo un macello. Allora, la bella musica italiana. Si parla di 117 melodie che tutti amiamo. Allora, qui sono 10 vinili, lì c'è il contenuto di ogni vinile. Andiamone a prendere uno a caso. Allora, innanzitutto è RCA. Sì, lo faccio vedere qua che è meglio. RCA. Ok, qua dice la canzone napoletana. Queste sono canzoni napoletane. Poi chissà se ci sono tutti, mo li tiro fuori tutti e vediamo. Qua dice melodie romantiche, Alexa stop, melodie romantiche. Questi ovviamente sono vinili neri, vinili neri. E 2 melodie romantiche.
Qua dice celebri romanze operistiche. Questo è proprio tutto, 3. Questo è proprio senza copertina. Questo è canzoni di ieri. 4 mi pare, 1, 2, 3, 4, 5, ma secondo me non sono tutti questi. 5, qua dice i canti della montagna, 5, 6, musica del nostro cinema. Questa magari è un po' più interessante perché magari c'è, vabbè, per un pugno di dollari, la dolce vita, amore, poi c'è una romantica avventura, vabbè, vediamo un po'. Qua invece c'è successi dei giorni nostri negli anni 60. Qua bisogna vedere che intende per giorni nostri, vedete? Vabbè, poi c'è stato, ma forse sono tutti pure, le grandi voci italiane, e l'ultimo cori verdiani. Vabbè, insomma, no, mi sono perso pure il conto. Allora dovrebbero essere 10, vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne manca solo uno. Vabbè, sono 9. Va bene. Allora, sono rientrato nell'ora e mezza, ho una ventina di minuti di ritardo. Durante questa live, quindi, che è la penultima dedicata a questa serie, grazie a Andrea, abbiamo visto, diciamo, tutta una collezione enorme dei grandi compositori della De Agostini con la collaborazione della Philips. Vi ho fatto vedere tutte le copertine che, come vi ho detto, se vi iscrivete a Waveful, poi li pubblicherò anche nel mondo del vinile di Waveful, le foto delle copertine, perché vale la pena tenerle da parte. Quindi farò una foto ad ogni singolo vinile, piano piano, senza fretta. Quindi in chiusura di live, allora vi invito non solo ad iscrivervi a Waveful tramite il link che trovate in descrizione. Waveful è un nuovo social network molto simile a TikTok, che non è TikTok, fatto solo da italiani. Ok, quindi diciamo è un social network tutto italiano. Già solo per un orgoglio italiano sarebbe il caso di iscriversi e far crescere questa piattaforma, visto che è tutta italiana. Allora, vi invito a visitare www.classe74.it, che è il mio sito principale, da cui poi potrete accedere anche a renijstore.it, un sito interamente dedicato alla musica, dal quale poi si può accedere anche al mondodelvinile.it, che è un altro sito dedicato prettamente ai vinili. C'è anche legolando.it, tra l'altro nelle prossime live dovremo montare anche questo, Lego Friends, e lo faremo insieme a mia figlia. E vi anticipo, solo per chi è rimasto infine alla fine della live, dovremo montare anche questo, regalo di mio fratello, che saluto con tanto affetto e ringrazio, regalo di Natale di mio fratello, questo Lego spettacolare che riguarda Grogu dalla serie Mandalorian. Ok, tra l'altro ho sentito che di Mandalorian sta per uscire una stagione nuova. Ok? Quindi legolando.it. E poi c'è Star Wars Store, sempre inerente a quello. C'è starwarsstore.it, scritto starwarsstore.it, e lì trovate un sito dedicato interamente alla galassia lontana lontana. Va bene, vi ho tenuto pure troppo in live, una live che è durata 1 ora e 22 quasi, quindi vi saluto, organizzo qui la sigla di chiusura e ci vediamo prossimamente, non so quando, può darsi anche domani mattina, per l'ultimo episodio di questa serie, grazie Andrea. Ok? Quindi diciamo che siamo quasi pronti per l'ultimo episodio
di questa serie Grazie Andrea. Detto questo, vi faccio un buon proseguimento di giornata, tanti auguri ancora, Capodanno, vedete il presepe, mi ha fatto molto piacere, mi ha aiutato mia moglie, mi ha aiutato mia figlia a fare questo presepe, anche di questo trovate un po' in giro le foto, i filmati, perché essendo napoletano ancora sono un po' presepista e mi piace fare i presepi fatti bene, come vedete questo qui abbastanza grande che occupa parecchio spazio, vedete tutto sul mio mobile, ci sono tutte le luci, c'è il mulino, tutte tante pompette acqua da tutte le parti, quindi anche perché a mia figlia piacciono parecchio tutti questi giochi d'acqua e quindi gliene ho messi parecchi, ci sono 2 fontanelle, c'è la cascata e c'è il mulino ad acqua che gira lì giù, che si vede anche, guardate, è qui, questo è il mulino d'acqua che gira. Ok? Detto questo, grazie a tutti, vi saluto, vi auguro buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti, un saluto da Reni J. Ciao!